Bentrovati amici, nuovo appuntamento di Global. Oggi siamo in un campo di calcio, il campo di calcio di Brunella, come potete vedere. Si è appena disputata la partita Sassari-Brunella, 1-1 è il risultato. Avremo modo in questa puntata di vedere meglio cosa è successo. A fra poco, dopo la pubblicità, state con noi. Maybe I can help you. In space, this may all be happening right now. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de fumer dans les toilettes. Deep inside. Bentrovati, l'abbiamo promesso, oggi si parla di calcio. Ci siamo trasferiti a Brunella, che è un paese vicino a Budoni, per assistere a questa partita Brunella contro la Sassari, e siamo in compagnia naturalmente di Franco Cardo, che è il presidente di questa squadra, che oggi ci ha fatto un po' penare. Abbiamo avuto un primo tempo difficile, perché affrontavamo una squadra che dal mio punto di vista non merita la classifica che ha, una squadra molto tignosa, che non regala niente, che ci ha messo molto del suo sotto il profilo della determinazione, e effettivamente nel primo tempo abbiamo sofferto abbastanza. Abbiamo subito il gol, il nostro portiere ci ha tenuto in partita con almeno 2 interventi dal mio punto di vista determinanti, poi pian pianino ci siamo ripresi. Nel secondo tempo abbiamo preso il controllo del gioco, abbiamo dal mio punto di vista meritato di pareggiare, anzi arrivo a dire che alla fine con un pizzico di fortuna si poteva anche forse portare via una vittoria, anche se devo riconoscere che sarebbe stato eccessivo in rapporto a quello che abbiamo fatto durante la partita. Noi ci fermiamo un attimo, Presidente, perché c'è pubblicità, ci rivediamo fra pochi secondi, state con noi, mi raccomando, vi aspettiamo. Maybe I can help you. Siamo a Brunella, nel campo di calcio di Brunella. Oggi si è disputata la partita Brunella contro la Sassari. Siamo in compagnia del capitano Antonio Marungiu, ben trovato, ciao. Buonasera. Una partita, devo dire, molto bella, ma da parte del Sassari forse è mancato quel momento importante che vi portasse poi in avanti e vi facesse vincere questa partita. Diciamo che dall'inizio, nel nostro momento migliore, abbiamo subito il gol, abbiamo avuto l'occasione di fare un paio di gol e invece alla prima distrazione abbiamo subito. E loro si sono un po' difesi, alla fine abbiamo cercato il pareggio e l'abbiamo tenuto alla fine. Diciamo 1-1. 1-1, che un punto fuori casa è sempre buono, anche se per come è andata la partita e per magari qualcosina in più ci poteva anche stare. Maybe I can help you. Il più giovane della squadra del Sassari, di 16 anni, lui si chiama Alessandro Pinna. Secondo noi comunque credo che tramite le immagini si possa vedere che comunque c'era un rigore Sì. netto. Sì, qua c'era un rigore per un fallo di mano, ma l'arbitro non ha voluto decretare niente. Che ne pensi di questa partita?
forse è mancato qualcosa sulle fasce. E vabbè, io ero un po' penalizzato perché dovevo tenere la fascia loro che spingeva molto e quindi non mi potevo proporre. L'altra fascia lo stesso stava scendendo, ma no, non come dovevo. Marongiu, capitano, ma è mancato forse un po' di lavoro sulle fasce? No, diciamo che sulle fasce abbiamo lavorato, non siamo riusciti a mettere forse tanti palloni in mezzo, loro erano molto chiusi, non ci davano spazi, molto fallosi negli ultimi metri, infatti abbiamo avuto un sacco di punizioni al limite dell'area. Diciamo che non ha girato bene secondo me, perché se avessimo segnato loro si sarebbero aperti e noi contropiede magari l'avremmo chiusa la partita, invece abbiamo avuto inseguire tutta la partita. Grandi complimenti per il portiere invece che ha tirato fuori 3 palle incredibili. Sì. Antonello, vabbè, Antonello Fiori non lo conosciamo adesso, è un portiere, ha sempre giocato in altre categorie, ci sta dando una mano e siamo contenti di averlo.